Finisce 3-7-0 per l'Imoco Volley Conegliano, che non lascia scampo ad una Banca Valsabbina Millennium Brescia, che solo nel secondo parziale ha cercato di tenere testa all'Imoco, che quando ha premuto sull'acceleratore non ha lasciato spazio alle bresciane. Coach Santarelli tiene a riposo Adams e De Craif e schiera Omorui e Butigan, quest'ultima molto positiva, 4 muri messi a segno e 9 punti nel tabellino personale. Tra le più positive per Brescia, Clara De Cortes, 10 i suoi punti, ma che non sono stati sufficienti a minare le sicurezze della corazzata Imoco. MVP del match Sara Farr, top scorer con 15 punti messi a terra. Brescia affronterà mercoledì nell'infrasettimanale l'Unity Work Busto Arsizio, sempre al Pala Giorge, mentre Conegliano osserverà il proprio turno di riposo prima della trasferta di Perugia del prossimo weekend. Penso che abbiamo giocato una bella partita, molto bene in difesa, in muro difesa e poi secondo me in fase break eravamo molto brave perché e anche molto concentrate. Come per ogni partita ci prepariamo per essere concentrate su tutti i fondamentali, quindi oggi penso che abbiamo fatto un bel lavoro.